ci sono belle pecore, e sono a Massala, deve stare più belli i pecore. Sono qua per stare il padrone di chi ha le pecore. Ha visto tutte le pecore qua a Massala e sono contenti, mi piacciono i pecorelle. Di con me. Ciao. Siccome questo latte che va a mercato non si può andare più avanti e stiamo facendo delle riunioni insieme per ottenere qualcosa in più, perché siamo in ginocchio. I pecore non hanno niente, è una calunnia che dicono tutti, ma i pecore mie sono, questi qua sono il latte va. Il latte minimo, Ma perché è così minimo? Un latte così minimo perché non siamo tutti d'accordo, perché se fossimo tutti d'accordo... Sì, perché i caratteri, ognuno ha tutti i caratteri tutti diversi. Siccome noi abbiamo, ognuno ha la sua testa. Quelli che andavano da destra, quelli che andavano da destra, e racconta un manno, va. Bravissima. Io campo queste 4 pecore e chiedo che mi danno. E che mangiano, va? Erba, un po' di foraggio cerugno e mangiano tranquillamente. Sì. Purtroppo... Solo qua fanno questa zona, la male camminano? No, tutta la zona della Mabellina. La zona della Mabellina. Popolare non ha bella chiata, può tagliare la male. Ci può dire una chissà dove vicino, va a dire, dove? Da uscire come a rubare. Non si ruba. Camera. Io già si spaventa. Sì, dici vaci quei, sta picciotta. Basta. Da così. Sì, si scandano la mano. Aggiù. Lei è trapaninza? Sei di Trapane. Tutte trapaninze si deve? Sì. No, io già no. Lei trapaninza no. Di Massala. Lei invece è trapaninza. E intanto, scusami, che sta male, che razza? Sì, si sa, ci va che... Questa qua è chi sta qua è una pecora, chi sta qua è una pecora in croce sarda, è un incrocio sardo con siciliano, la madre sarda e il padre siciliano, o meno che il padre sardo e la madre siciliana. Facciamo di questi incroci per ottenere qualche cosa di produzione in più per fare il latte. Queste sono tutte femmine, maschietti? E ho i maschi sardi, io ho i maschi sardi con la pecora incrociata siciliana e ottengo di più del latte del normale. Se la pecora normale siciliana fa 1 litro e un litro e un quarto di latte, incrociandola fa anche 2 litri. A noi ne conviene fare il prodotto di più la pecora e più ne rende. Sì. Tutto qua.